quelle tende sono montate là come dire, per fare un pre-triage dovesse servire, perché non vogliamo, ecco, farci trovare come le vergini stolte della parabola senza l'olio nel lume. Le tende della protezione civile all'ingresso degli ospedali, questo il San Camillo a Treviso e un'altra allestita a Montebelluna, non devono allarmare, rassicura il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. La situazione del contagio in provincia di Treviso sul fronte più delicato, posti letto e terapie intensive, è al momento sotto controllo. Noi abbiamo 131 oggi posti letto occupati da persone Covid e in terapia intensiva abbiamo 10 persone a Treviso e 3 a Conegliano. Quindi dal punto di vista, come dire, dell'emergenza non esiste. Stiamo aprendo completamente l'ospedale Covid di Vittorio, San Camillo va a regime ridotto perché abbiamo esattamente 9 persone ricoverate su un ospedale Covid di 135, quindi io onestamente questa emergenza non riesco a vederla. Io credo che non ci sia la condizione per fare un lockdown per Treviso, però dico, io lo dico da tecnico, dopo chiaramente sono altri che devono decidere in tal senso. E se la Marca è la prima provincia in Veneto per numeri di positivi al Covid è perché, ricorda Benazzi, si fanno molti tamponi. Oltre 130.000 dall'inizio dell'emergenza, con una media arrivata ormai a 5.000 test al giorno. Tra i contagiati il 95% non ha sintomi e nelle case di riposo su 5.605 ospiti i positivi sono 105, meno del 2%. Casi questi ultimi circoscritti a soli due centri, Treviso e Crocetta del Montello. Rispetto a marzo decisamente stiamo andando meglio. È chiaro che ovviamente facendo tanti tamponi le positività si trovano ed è difficile, ecco, andare a invertire questa tendenza. La potremmo fare facendo meno tamponi come fanno altre realtà, però io credo che sia fondamentale tracciare e trovare i positivi per poi isolarli e tenerli a casa.